Mentre Shinpei Tominaga continua a lottare tra la vita e la morte sotto terapia farmacologica nell'ospedale di Udine, la sua famiglia lo sta raggiungendo in Italia per stargli vicino, nel mentre gli aggressori sono stati subito individuati e fermati già nella stessa nottata tra venerdì e sabato. Hanno tutti tra i 20 e i 30 anni, nello specifico Samuele Battistella, ventenne di Vittorio Veneto e residente a Mareno di Piave, Daniel Wedam di Conegliano, così come ivi residente Abdallah Jouama, 22enne, originario anch'egli di Vittorio Veneto. A dar manforte a questo gruppo due ucraini residenti a Pescara, Ivan Boklac e Oleksandr Vitaljovich Petrov. La banda allargata stava pestando un ragazzo che ha provato a cercare rifugio nel locale Buonissimo Kebab. Il malcapitato, difeso da Tominaga e due suoi amici, ha scatenato ulteriore violenza che ha fatto degenerare il tutto. Proprio la visione di Shinpei a terra colpito da un pugno ha in qualche modo fatto desistere la banda dal continuare il brutale pestaggio e a far perdere le proprie tracce, ritrovate però immediatamente dalle forze dell'ordine. La procura di Udine ha aperto un fascicolo per rissa aggravata e lesioni gravissime che tramuterebbe immediatamente in omicidio preterintenzionale qualora purtroppo Tominaga non dovesse farcela. Per gli ucraini che lavorano a Udine è stata chiesta la misura non detentiva ma solo il divieto di dimora in regione, mentre per i tre del Trevigiano la richiesta è di custodia cautelare, in particolare di chi ha sferrato il pugno verso Shinpei. Da appurare chi sia stato, anche se dalle testimonianze si sa che è stato uno dei tre trevigiani. Una banda ben nota a Conegliano e dintorni, quella che era all'inizio una baby gang e che ora non è più così baby, anzi ed è di una grande pericolosità per tutti i cittadini. Tutti e tre atletici, vigorosi, così li ricorda chi nel 2022 è stato aggredito dagli stessi con un modus operandi purtroppo simile. Gli stessi tre, sempre loro, con l'aiuto di uno straniero quella volta non identificato, presero di mira il titolare del locale Tribeca per rubargli l'incasso con tante percosse che non si dimenticano facilmente, come nemmeno l'assalimento a bottigliate ad aprire il cranio di un malcapitato che in zona stava dando in escandescenza e che è stato preso di mira dalla banda prima che compisse il colpo. Da capire cosa li ha fatti scattare questa volta, probabilmente non soldi, forse un regolamento di conti in cui si è trovato in mezzo, nel posto e nel momento sbagliato, Shinpei Tominaga.